Buongiorno e ben trovati a questa puntata di A Voi la Linea. Partiamo da Gemona, dove questa mattina nell'ambito del progetto Sicurezza in Montagna è stato consegnato un defibrillatore da parte della Polfer nella stazione ferroviaria. Un progetto avviato da Prima Casa che ha trovato anche il plauso del Comune. Sentiamo. Sindaco, oggi è una giornata importante, c'è l'inaugurazione di un punto DAE. Sì, ringrazio veramente Prima Casa per il lavoro che sta facendo veramente per la nostra comunità e per tutto il territorio montano, unitamente alla Polfer in questo caso, ma anche a tutte le forze dell'ordine che collaborano nella buona riuscita di questo progetto. Ringrazio Prima Casa anche per la grande formazione e per aver formato tantissimi cittadini a poter intervenire nelle operazioni di prima emergenza e soccorso in caso di necessità. Credo che riuscire a salvare la vita anche grazie a questi dispositivi, anche grazie alle competenze assunte, sia veramente motivo di grande orgoglio sia per la banca ma anche per il nostro comune e la nostra comunità. Come avete scelto il punto dove installarlo? Abbiamo optato per un punto di grande frequentazione, la stazione ferroviaria, c'è l'autostazione, quindi qui transitano tantissime persone quotidianamente e quindi riteniamo che sia un punto strategico sia per tutti quelli che salgono e scendono da quest'area, ma soprattutto anche per un punto frequentato dalla cittadinanza sia nel mercato sia in altre occasioni, quindi è un punto strategico della città. Nel suo discorso lei ha parlato anche delle scuole. Ma riteniamo che si possa investire anche sui giovani, sulle future generazioni in tal senso, perché abbiano anche loro la consapevolezza dell'importanza di queste operazioni nei momenti difficili, quindi essere preparati, essere formati aiuta anche ad intervenire con sicurezza nelle giuste operazioni da compiersi. Quindi crediamo che insomma, nelle classi quarte, quinte e nell'università si possa agire in tale direzione. Questo è l'ennesimo tassello di un progetto iniziato tanti anni fa da Banca Prima Casa, che è quello di voler auspicabilmente coprire l'intera provincia di Udine dotando tutte le comunità di questo tipo di strumentazione, ma soprattutto quello di formare migliaia di persone, qualche migliaio lo abbiamo già formato e continueremo a farlo, perché è importante essere in grado di intervenire prontamente nella maniera corretta se e quando si verificano le condizioni di necessità per delle persone che hanno dei malori di tipo cardiaco. Un progetto che coprirà tutta la regione. A che punto siete? Ma allora noi in questi 10 anni, perché è un progetto che è iniziato una decina d'anni fa, abbiamo sicuramente posizionato oltre un centinaio di attrezzature e abbiamo formato almeno 2000 persone che poi ogni 2 anni devono rinnovare la loro formazione perché è necessario mantenersi aggiornati. Abbiamo intenzione di continuare, l'obiettivo è quello di possibilmente lavorare con le scuole, soprattutto le scuole superiori, perché educare ragazzi di 18-19 anni sicuramente in un'ottica di prospettiva futura è sicuramente il primo passo da fare. Dottor Falchin, lei fa parte del soccorso alpino, in prima linea. Quanto è diffusa la cultura della rianimazione? Noi ci stiamo lavorando da parecchi anni, da tanti anni. La nostra tutto sommato è una regione abbastanza virtuosa e stiamo portando avanti un discorso anche con questa associazione, queste banche, già da 3-4 anni. Abbiamo già addestrato più di 1000 persone e continuiamo nell'addestramento quotidiano anche con altre associazioni. Questo presidio è stato donato alla Polfer, è il secondo presidio che viene donato alla Polfer a Gemona e con addestramento continuo anche dei partecipanti. Ogni quanto si devono addestrare le persone? Questo riguarda la legge dello Stato che prevede una ricertificazione ogni 2 anni, però logicamente essendo delle manovre tecniche più ci si addestra meglio è.